Carissime amiche e carissimi amici, benvenuti alla nona rassegna dei Ceramenti di San Piroti. Anche quest'anno la rassegna è dedicata alla memoria del nostro carissimo e compianto amico Piero Basile. Prima di iniziare a trasmettere i video delle esibizioni è doveroso che io ringrazi tutti i ceramendari che si sono prestati in maniera molto semplice e volontariamente a effettuare delle esibizioni che abbiamo registrato nei giorni antecedenti la rassegna. Un ringraziamento particolare va anche al professore Mario Sarica, curatore scientifico del Museo della Cultura Popolare di Gesso, il quale ci ha mandato un prezioso contributo video con delle sue splendide parole accompagnate dal suono delle ceramenti di Salvatore Vinci. Allo stesso tempo ringrazio Marco Freni che ha curato il video e l'audio del professore Sarica e ce l'ha inviato, quindi grazie a Marco Freni. E la rassegna voglio ringraziare anche tutti coloro che, devo dire, sono stati parecchi, anche mi hanno cercato me, Salvatore Italiano ha comprato i biglietti del sorteggio per sostenere l'Inizio del Web. Noi il sorteggio non lo facciamo a scopo di lucro, ma lo facciamo solo ed esclusivamente per cercare di comprare attrezzatura nuova, per cercare di migliorare l'audio, il video e tutti, andare sempre avanti a migliorarci per portare un segnale bello, limpio in tutte le case dei San Piroti e non San Piroti. Saluto anche tutti coloro che ci seguono, non dico da San Piniceto ma anche da altre parti della Sicilia, d'Italia, del mondo, dappertutto, salutiamo un pochino tutti. E ora, siccome il programma è ben ricco, già vi preannuncio che ci sono circa 20 video abbiamo registrato fra musica e canzoni, e quindi il programma è abbastanza vario. Io vorrei iniziare la trasmissione, abbiamo iniziato con l'esibizione di Francesco Catanese come sigla di apertura di questa nuova edizione. Un'edizione che è virtuale, come state vedendo non siamo nello splendido scenario di San Francesco, siamo nello studio di Liceo del Web, uno studio approntato così in fretta e furia, ed è una rassegna virtuale, non c'è nessuno, siamo io, Salvatore Italiano, a casa c'è Marco Micale che ci segue in maniera anche lui virtuale da casa con il suo computer in caso ci fossero dei problemi. Quindi non c'è gente, non c'è pubblico, così. Quest'anno all'epoca del Covid-19 è così. Con Salvatore abbiamo detto ma quest'anno salta la rassegna. Però poi riflettendo bene, con la tecnologia che c'è ai giorni d'oggi abbiamo pensato bene, facciamola virtuale, ma la dobbiamo fare per mantenere vive le tradizioni pastorali, le tradizioni della Ceramede, del canto pastorale, per mantenere vivo anche il ricordo di Piero Basile che il 5 novembre ha fatto un anno dalla sua scomparsa e che rimane sempre nel nostro cuore. Come ogni anno chi ci segue sa che a me piace aprire la rassegna con la canzone Io nasci da San Piero, una canzone scritta nel 1950 da Peppino Sgro. È una canzone bellissima, è un inno alla gioia di essere San Piroti, di vivere a San Piero, di dire io nasci a San Piero e me ne vanto. Quest'anno l'ha interpretata Giuseppe Minutoli con voce e chitarra e Antonio Paoni con la fisarmonica. Salvatore Italiano, mandiamo io nasci da San Piero e me lo posso fare. Facciamo una lezione buona. Sì, sì. Sognante con la scuola
tutti da parte di Giuseppe Minutoli e Antonio Paolo. Buon Natale. Allora, dopo la sigla di apertura delle nostre rassegne era solito mio fare, mio dire, e adesso do la parola al professore Mario Sarica per iniziare la rassegna di Ciaramelli, perché la nostra rassegna ha voluto avere sempre un tocco anche di cultura grazie alle nozioni preziose del professore Mario Sarica, che è uno dei massimi esperti della provincia di Messina, se non della Sicilia, per quanto riguarda le tradizioni pastorali e musica pastorale. Invece, grazie al Covid-19, ora non posso dire altro, Salvatore manda il contributo video che ci ha mandato sempre Marco Freni, persona gentilissima e squisita, ho avuto il piacere di conoscere solo telefonicamente e che il prossimo anno è già invitato alla rassegna di Ciaramelli, faremo di presenza se non ci sono altri imprevisti, altre cose. E quindi ora c'è il professore Mario Sari che ci ha mandato questo video, parlerà un po' lui, poi introdurrà l'esibizione del maestro Salvatore Vinci. Salvatore, vai con il video. Eccoci qui al Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, è davvero un piacere partecipare al nono raduno di Zampognari promosso dalla comunità di San Perniceto e dagli amici del Niceto TV Web e in particolare da Pippo Ruggeri che salutiamo. Qui siamo nella Casa dei Suoni della Tradizione, nella sala pastorale, la sala che ci racconta di questa lunga storia dei pastori suonatori dell'area peloritana, depositari di questa pratica arcaica che si lega al suono della zampogna. E la zampogna ci riporta al Natale, anche se lo strumento è uno strumento anche di festa, ma al Natale la zampogna si lega anche attraverso l'iconografia musicale, attraverso anche la musica colta, attraverso le pastorate a partire dal Seicento. Stasera ascolteremo Salvatore Vinci, che è uno dei massimi interpreti e l'erede dei grandi zampognari messinesi e peloritani. Lui è originario di San Filippo e San Filippo si è sempre distinta per essere stata una comunità di pastori suonatori di altissimo livello. Lui ha raccolto l'eredità del padre, e questa eredità l'ha trasmessa anche ai figli e ai nipoti. E ora ci farà ascoltare la classica sonata pastorale che contrassegnava la novena lungo i 9 giorni di attesa al Natale, di preparazione al Natale.
ringraziamo Salvatore Vinci per questa dono natalizio, un'esecuzione esemplare di novena peloritana che rispetta la forma tripartita, cioè il tema introduttivo, il tema centrale e il tema in forma di danza, tempo ternario, che chiude in maniera gioiosa la classica sonata pastorale. Grazie a tutti voi e buon anno anche. Grazie ancora una volta al professore Mario Sarica, colonna portante ormai della rassegna di Ciarameddi. Grazie a Salvatore Vinci e grazie a Marco Freni che ci ha inviato il video. Come vedete qua sono circondato da bottiglie di vino, non che siamo ubriaconi, qua vedete, questi sono alcuni dei premi per il sorteggio che ci hanno offerto l'IT in maniera veramente eccezionale. Il primo premio è un mega cestino di Ruggero Domenico, sapore di Sicilia, che è impossibile portarlo qua per quanto è grande, lo potete vedere però in foto nella nostra pagina ufficiale. Il secondo premio sarà questo bellissimo quadro di Stefania Ruggeri Artworks, un quadro anche illuminato. Quest'anno ha cambiato soggetto nel natalizio per un quadro che puoi utilizzare 365 giorni all'anno. Ecco le batterie, Ticket 2, Ticket Studio, bellissimo veramente. Altro premio, la ditta Fausto Maio e Figli ci ha dato anche dei formaggi, cantine Colosi, di Piruccio Colosi, vini, ditta Azienda Agricola Ruggeri Giuseppe, contrada Manducina, vini, ditta Ruggeri Domenico, Corsa Italia Sant'Aniceto, altri vini, l'azienda vinicola di Giovanni Rosari e Figli, altri vini. Come vedete siamo circondati dai vini perché siamo tutti parenti con produttori di vino. E poi mi sembrava brutto fare solo 7 premi, ho deciso di mettere anche 6 premi di consolazione e sono 6 bottiglie di prosecco da aprire pensando all'Aniceto TV Web il giorno di Capodanno. Chiusa la parentesi sponsor e andiamo avanti. Chi ci ha seguito l'anno scorso si ricorderà bene che abbiamo istituito un premio alla memoria di Piero Basile. L'anno scorso è stato premiato il maestro Rosario Altadonna. Di comune accordo al professore Sarica avremmo voluto premiare qualcun altro quest'anno, però lo faremo il prossimo anno. Magari nel prossimo anno premieremo 2 cultori della tradizione popolare, 2 ciarameddari, sempre con il professor Mario Sarica penseremo a chi darle. Però quest'anno non andrà nessuno questo premio, il prossimo anno sarà doppio perché Piero Basile lo portiamo sempre nel nostro cuore, nella nostra mente, lo vogliamo mangiare anno dopo anno. Quindi il maestro Sara Altadonna non si l'è fatto dire 2 volte di mandarmi un video, ho mandato un messaggio, dopo mezz'ora già c'era il video. Mandiamo il contributo che ci ha mandato il grande maestro Rosario Altadonna da Messina. Ciao a tutti, io sono Rosario Altadonna, un zampognaro siciliano da Messina. Auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo e che possa essere un anno migliore. L'augurio fa soprattutto alle persone che in questo momento stanno poco bene e questa mia suonata è il modo per far sentire la mia vicinanza. Buon Natale a tutti.
Come ricordare Piero Basile? Non c'è di meglio ricordarlo grazie a un suo grande amico, un suo amico che ha vissuto la giovinezza, gli anni spensierati con lui, ed è Nino Polito. L'anno scorso mi ha scritto Pensierino e anche il pensiero della targa. Quest'anno ho chiesto Nino, anche se non ci sarà premio a Piero Basile, lo dobbiamo ricordare. E lui ha detto subito sì e ha scritto un bel pensiero dedicato a Piero Basile. L'abbiamo registrato a San Francesco di Sera. Nino ha detto registriamolo qua perché in questo posto ci siamo fumati tante Lucky Strike, tante sigarette, tanti progetti, tante discussioni abbiamo fatto seduti in questa macchina di San Francesco. E quindi noi l'abbiamo registrato allo stesso posto. Nino avrebbe voluto messo la canzone dei Pink Floyd, però per problemi di copyright non l'ho potuto mettere sottofondo, abbiamo messo un'altra canzone. Ringrazio Nino Polito che si è prestato anche quest'anno per ricordare in maniera degna Piero Basile. Nino Polito per Piero Basile. Vai Salvatore. Caro amico Piero, rinverdire le tue iniziative oggi significa toccare con mano la nobiltà dei sentimenti presenti dentro il tuo cuore. Nell'anno orribile della chiusura e delle limitazioni, il ricordo della tua positività diventa la fiaccola con la quale illuminare il buio che i tuoi occhi riuscivano a trapassare poiché scorgevano sempre albe oltre le tenebre della quotidianità. Nell'anno orribile delle distanze e delle mascherine, l'aria si riempie dei colori e degli odori del Natale, che per te significavano riunione, contatto, sorrisi e soprattutto musica. Vorrei che tu fossi qui per chiederti se ancora il genere umano è capace di condividere sguardi, contatti, sorrisi, ma anche le tante cene lugulliane ove, dileggiando il presente, si aveva voglia di abbozzare i contorni del futuro. Vorrei tu fossi qui per chiederti come fare a valorizzare il nostro immenso patrimonio storico-folcloristico, per chiederti come fare a salvare le testimonianze dei nostri avi dai colpi subdoli dell'odierna liquefazione generalista. Vorrei con te ricordare le emozioni provate nella nostra giovinezza. Vorrei ricordare e rivivere ogni singolo istante delle nostre folli corse nelle strade imbiancate da candidi fiocchi che rendevano speciale le nostre feste di Natale. Vorrei con te scalare le nostre ripide, ma oggi anche vuote vinelle, a quel tempo piene di presepi e zampognari, di alberi variopinti e festosi come il suono delle ciaramelle. Vorrei tu fossi qui per dare colore allo scialbore del virtuale che paradossalmente ci allontana pur tentando di avvicinarci. Vorrei tu fossi qui per fare sentire ai tanti, giovani e meno giovani, che si confrontano con la ciaramella il valore del desiderare, mondo dalla pesantezza dell'apparire, poiché chi sceglie di vivere per apparire sarà destinato a produrre solo tanti nemici. Noi infatti non siamo nati per piacere agli altri, ma per vivere in pace con gli altri. Vorrei tu fossi qui, vorremmo tu fossi qui, per continuare questo nostro viaggio, ma siamo comparse su questa terra. Di noi rimane il ricordo che se pasciuto d'amore vive e pulsa nei cuori di chi verrà dopo di noi. Ciao Piero. Vorrei fare un applauso anche così a casa, un applauso a Piero Basile e Nino Polito per queste belle parole. Bello ricordare perché 9 anni fa la prima rassegna da Piero Basile, Salvatore Italiano e Marco Micale sono stati loro che hanno avuto l'input, facciamo questa rassegna sinceramente, quindi lo ricorderemo l'anno scorso, lo ricorderemo quest'anno, lo ricorderemo negli anni a venire e quando ci sarà la rassegna Piero Basile sarà sempre ricordato. Io ringrazio Nino Polito per questo bel pensiero emozionante. Però continuiamo con la rassegna e siamo cavalieri e dobbiamo dare la precedenza a gente il sesso logicamente.
Si può dire che l'ho corteggiata per circa 8 anni. Ogni anno dicevo vieni a suonare alla rassegna, vieni a suonare. Ogni anno diceva no. Sto parlando di Maria Domenica Catanese, sorella di Francesco De Nino e di Sarino Catanese, una famiglia di Ciana Moddana. Quest'anno si è decisa, dopo anche tanti tentennamenti, e ha fatto un'esibizione breve, però ci ha concesso l'onore di avere anche Maria Domenica Catanese a Niceto TV e Balla Nona rassegna di Ciarmette. Grazie ancora Maria Domenica per la serie che non è solo gli uomini che suonano la ciaramella. Vai Salvatore! E quest'anno non una ciarameddara, ma ben due. Abbiamo anche una figlia d'arte, la figlia di Francesco Catanese, Anna Catanese. Anche lei ci ha mandato un prezioso contributo. Anna Catanese, vai Salvatore! Speriamo che il prossimo anno, dopo che si sono esibite, tra venerdì e il prossimo anno si possono esibire anche di presenza nello splendido cinema della chiesa di San Francesco di Paola, sia Maria Domenica Catanese sia Anna Catanese. Vi ringrazio di vero cuore, così abbiamo una rassegna molto varia e ampia. Siccome è una rassegna varia, non facciamo solo ciaramedde, facciamo anche ciaramedde e canto. E ora vi presento Francesco Catanese e Mario Catanese. Mario Catanese si esibirà con 3 canzoni tipicamente natalizie, accompagnata dalla ciaramedda di Francesco Catanese. Vai Salvatore, il programma è bellissimo. E vieni in una
Vero Cuore, a Don Mario Catanese e Francesco Catanese per questa bella esibizione. Continuiamo con l'esibizione di Charamed e ora è il turno di Santo Scordino, che è venuto da Barcellona per esibirsi e permettermi di registrarlo. Santo Scordino è un nostro fedelissimo ormai delle rassegna di Charamed da Barcellona. Santo Scordino. Grazie Santo Scordino, che riascolteremo ancora più avanti, ma non con la Charamed, ma con un canto. A tal proposito, posso chiedere una cortesia, che siete a casa, sotto il video dice condividete il video, fateci questa cortesia, ma facciamo entrare nelle più possibile nelle case della gente questa musica melodiosa, queste tradizioni vanno perse. Ricordo quando ero bambino, Luciano Mandaro passava ogni sera per casa e era una festa per grandi bambini, si andava nelle case dei parenti, quest'anno non si può andare da nessuna parte, però quando eravamo bambini si girava presto Luciano Mandaro, quindi aiutateci, condividete il video, se potete mandare delle stelle le potete pure mandare, no? Accettiamo di tutto. Passiamo ora a un altro giovanissimo Luciano Mandaro, Giovanni Mazzù da Monforte, il quale già qualcuno ha potuto ascoltare quando ha visto il presepio che ha realizzato a Torrotta
presepe, immagini accompagnate dal suono della sua ciaramedda. Ora ci ha fatto un altro brano con la ciaramedda Giovanni Mazzu. Vai Salvatore! Grazie a Giovanni Mazzu, complimenti per il presepe e per il suono della ciaramella. Ora, per non fare di essere troppo monotoni il suono della ciaramella, facciamo un piccolo intermezzo con una poesia del nostro grande amico Peppe Ordile. Per chi ci segue ha potuto seguire tutte le poesie di Peppe Ordile nel tempo del lockdown, poesie una più bella dell'altra. E ora per Natale ne ha fatta uno dal titolo Natale al tempo du Covid. Vai Salvatore Italiano e ringraziamo Peppe Ordile. Comparono mille colori, un cuore si regria e ne scudava i pensieri perché chi ora. Picca ormai restare le ciaramellari, lo suono melodioso, a rotte e Betlemme ti fanno ricordare. E carosi, tala boccuzzo, sorriso ci fanno stampare.
e appresso a Ciaramedda iniziano a cantare. Sto Natale 2020 pare meno sentuto, forse perché stanno fu tutto scongiuto. Sta pandemia troppo danno feci, non si vede l'ora, ne se ne va e torniamo felici. Ne sentiamo mezzo a mare, con sti DPCM siamo sballottolati. Un coppo giallo, un coppo rosso, un coppo arancione. Di che ne cattavamo 5, stanno solo un panettone. Certo, perché sentiamo ragazzi delle televisione? Dicono che non si può mai amare a tavolate, niente mercato in fiera, 7,5, ore giocare. Come dia soldi e come sparava a minchiati. E le Cesira aveva chiesto tutte cuccate, ma i carosetti avevamo già contati. C'è famiglie che restarono sbattuti. A nonna da Sicilia spottava vicina da Milano sono nipoti. A uso che 10 kg di cozzi, 5 kg di vostra, che 20 calamari, stanno, passava lì a voluto cucinare. Ma lo spirito di Natale non si può abbandonare. A che cosa ne avevamo inventare? Addirittura volevano fare nascere un bambinello 2 ore prima. Prima di 2 ore! Non ci bastava per salire dall'Italia a colori. La cosa che più sai mi dispiace è che sto Covid non lo vuoi a santa pace. Troppo cristiano e buono si aveva portato, soprattutto i più grandi, che per una vita avevano fatto capo. Kid che crescevano intere generazioni, che facevano 1000 cose con un mosso di pensione. Ma canciamo discorso e torniamo a Natale. E scordavano di questa malattia fatale. Stanno non si spottò manca a maculata. O presepe, dopo mezzo agosto fece mia cognata. Dici che uffici per creare una distrazione. E leggio si rione, prima cascettette, poi casicette e poi magari rione. Un dubbio ci venne super immagini. Anziché oggi senza in birra, non sapeva se te mani c'hai a mettere gel igienizzante, mascherine e guanti. Ma noi ci dissero, ma finiscela tutti quanti. Poi seguenti io a contare i pastorelli e dici che ci pare un assai. E lui ecco disse che faceva assembramento e se sapere un controllo non sapevo mai. Manco lo piccaglion e stanno se non noi. Certo che assai non come noi. Speriamo un anno migliore. Quanto nel Riana vanno a ricovare. Fottete bene del DPCM e decreti. L'importante è che c'è la salute e come stiamo discreti. A tutte quante vi faccio tanto auguri. È un Natale di pace, gioia e amore. Ormai mancano solo una para di ore. E in tale rotta a Betlemme, talo freddo e in talo gelo. Accompagnate dalla stella cometa, che i re magici signori la meta, di la Madonna e San Giuseppe, riscaldato dallo boy e lo sciccaredda. Per tutti noi arriva la pezza più bella. E esaltato di gioia, e esultato di più. Un Covid-19 non ci pensate di più. Nasce per noi un bambinello Gesù. Augurone a tutti, buon Natale! Grazie al nostro grande amico Peppe Ordini. Tutto fare, showman, tutto. Sa cucinare, sa recitare, sa fare intrattenimento, sa fare tutto. Grazie Peppe Ordini, è un onore averti tra i nostri amici di Liceo del Web. Grazie per le tue poesie che ci hai donato in questi mesi. Ora abbiamo fatto un piccolo stacco da Ciaramedda, ma siccome era segno di Ciaramedda, continuiamo con il suono melodioso delle Ciaramedda e questa volta ci propone la suonata Nino Catanese.
video Nino Catanese non era da solo, Nino Catanese con la Ciaramedda, Santo Scordino al tamburello, il maestro Pietro Gitto con la fisarmonica e Pippo Barbera con l'altro tamburello. Erano in 4. Per onor di gloria Nino suonava Ciaramedda, però era accompagnato da Santo Scordino, Pietro Gitto e Pippo Barbera. E li ritroveremo più avanti, però non dico niente, sarà una sorpresa, però ritorneranno tutte e 4 con una bella esibizione. Seguiteci fino alla fine perché ne varrà la pena. È una rassegna molto ricca, varia, devo dire, e nutrita. Però non perdiamoci in chiacchiere e mandiamo in onda Pasqualino Certo, che abbiamo registrato a Chiarannaro di fronte all'albero di Natale fatto dall'amministrazione comunale di San Piediceto, un albero particolare fatto con sacchi di juta. Vai Salvatore! Viva Gesù Bambino! Ringraziamo Pasqualino Certo per questa sua bella esibizione. Già è volata 1 ora e 8 minuti di diretta, sta volando veramente il tempo, ma spero che anche a voi a casa e di vostro gradimento che lo stiamo facendo. Poco fa Salvatore Italiano mi ha detto che sempre per rimanere nella storia questo 2020 è la prima volta che abbiamo iniziato una trasmissione puntualissimi alle 19, abbiamo detto alle 19 abbiamo fatto, mai è successo. Mi piaceva dire gli anni precedenti, liceo del web, sempre prima, in anteprima, in ogni dove, ma mai puntuale. Questa volta abbiamo rotto anche questo incantesimo.
Andiamo avanti con la rassegna. Ritorna il quartetto: Nino Catanese, Pippo Barbera, Pietro Gitto e Santo Scardino. Ogni tanto ci vuole. Con un pastorale. Vai Salvatore.
Grazie a Nino Catanese, Santo Scordino poco fa ho avuto un piccolo inceppamento. Pietro Gitto e Pippo Barbera. E per la serie e non finisce qui, ci sarà ancora un'altra esibizione. Ora passiamo a un altro giovanissimo suonatore di Ceramedda, un San Proto Doc, ed è Antonio Paoni, che lo ringrazio per avermi inviato il video. Grazie Antonio Paone. Vai Salvatore con Antonio Paone. Grazie Antonio Pone. Ora facciamo un altro piccolo break fra il suono delle ciaramette, non essere troppo monotone, quindi facciamo un piccolo break. È un break in cui quest'anno abbiamo dato la targa, l'unica targa che abbiamo fatto l'abbiamo data a padre Francesco e Domenico. Chi ci ha seguito l'anno scorso si ricorderà che al momento della consegna delle targhe, per una dimenticanza nostra, purtroppo, non dimenticanza, la targa era prenotata e non è stata fatta, c'è stato un piccolo disguido e non abbiamo dato la targa a padre Francesco. Avevo promesso di dargliela, poi però ci sono stati dei problemi che per fortuna sembrano risolti e quindi quest'anno ho deciso che l'unico che doveva ricevere la targa era padre Francesco De Domenico.
con il quale ci lega un rapporto di stima e affetto reciproco sia nei confronti miei di Salvatore Italiano che di Liceo Web veramente intenso. E quindi l'unico riconoscimento della nona rassegna è per padre Francesco e Domenico. Mandiamo il video in cui abbiamo effettuato la consegna con molto affetto. Grazie padre Francesco di tutto. Carissime amiche e carissimi amici, lo scorso anno, per chi ha seguito la rassegna del Liceo Ramedde, abbiamo fatto una grossa gaffa, non volontaria però, e mancava la targa di padre Francesco e Domenico, comandata, ordinata, però per qualche errore purtroppo l'abbiamo dovuta consegnare. Quest'anno facciamo la rassegna e all'unico che daremo la targa sarà padre Francesco De Domenico. Diamo la targa, ricordo, della nona rassegna di Ciaramedde con la seguente motivazione: a padre Francesco De Domenico, al quale ci lega un rapporto di stima e rispetto reciproco, grati della collaborazione e dell'affetto nei nostri confronti, con affetto Liceo di Web. Io e Salvatore Italiano la do molto volentieri, è l'unico che quest'anno riceverà la targa della nona rassegna. Sarà una rassegna virtuale, però ci tenevo già dall'anno scorso a dare la targa a padre Francesco Domenico. Ci scusiamo per lo scorso anno e grazie per come ci vuole bene e per l'affetto che ha messo di noi. Bene, grazie e grazie per il servizio che fate anche con questa rassegna di Ciaramedde, perché è un'occasione in cui le nostre tradizioni natalizie possono risuonare nella nostra chiesa e nel nostro paese. Grazie. Grazie a lei, ancora scusa per l'anno scorso. Poi ci sono stati vari imprevisti e quindi abbiamo preferito farla questa qua, una targa che vale per due. Grazie ancora. Grazie. Sono veramente felice di aver consegnato la targa a padre Francesco De Domenico. Ogni anno è molto disponibile con noi, che ci concede sia la chiesa di San Francesco dove facciamo la rassegna, sia i locali di Sant'Antonio dove poi facciamo il post rassegna, in cui offriamo una cena ai ciaramendari, ai partecipanti della rassegna. Quest'anno purtroppo non ce n'è mangiato, non c'è San Francesco, non c'è Sant'Antonio, però è stato giusto e doveroso consegnare questa targa a padre Francesco e Domenico, che non finiremo mai di ringraziarlo. Continuiamo l'ultimo blocco di Ciaramendari, ci stiamo avviando quasi alla conclusione della rassegna. Spero che non vi stiamo annoiando e ora c'è altro Ciaramendaro, un fratello dei fratelli Catanesi ed è Sarino Catanese. I fratelli Catanesi sono esibiti tutti quest'anno, sia i tre maschi e sia Maria Domenica, quindi ringrazio vivamente perché sono stati molto disponibilissimi. E vai con Sarino Catanese, Salvatore.
l'esibizione di Sereno Catanese è stata fatta nella chiesa madre di San Piniceto, abbiamo ripreso anche il bel presepe che è stato realizzato all'interno della chiesa madre. Se siete interessati, abbiamo fatto delle riprese nei presepi delle diverse abitazioni di San Piniceto, anche di Oliorella e Milazzo, quindi se qualcuno vuol vedere i presepi basta guardare sul Niceto TV Web sia YouTube e sia Facebook, che ci sono dei presepi realizzati a San Piniceto e dintorni. Vi ricordo che potete seguire il Niceto TV Web anche tramite Facebook, YouTube, siamo anche su Instagram, siamo anche su Maps, ci stiamo allargando sempre di più. Vi ricordo che fra poco, manca poco per il grande sorteggio del mega cesto della ditta Ruggeri Domenico Sapore di Sicilia, un cesto che penso 2 persone non bastano per portarlo. Poi c'è il bel quadro di Stefania Ruggeri, le 3 bottiglie delle cantine Colosi con la malvasia delle Tipari da bagnare con la piparella là dentro. Se sono piparelle delle cantine di Colosi di quartiere sono ancora meglio. 3 vini della ditta Ruggeri Domenico, 2 vini della ditta Rosario di Giovanni, 2 vini della ditta Ruggeri Giuseppe della contrada Manducina e per concludere 6 bottiglie di Prosecco e 2 bei pezzi di formaggio, 2 formetti di formaggio della ditta Fausto Maio e figli Emanuele e Federico, che si trova a Santa Lucia del Mela e a Soccorso. Quindi manca veramente poco. Il sorteggio sarà fatto in diretta alla luce del sole, poi spiegherò tutto come verrà fatto. Però continuiamo avanti, che ritorna Nino Catanese, Pippo Barbera, Santo Scordino e Pietro Gitto, però stavolta è Nino Catanese che si esibisce con il friscaletto siciliano. Vai Salvatore! Facciamo 2 botti? Sì.
ringraziamo, e questa è l'ultima esibizione di Nino Catanese, Pippo Barbera, Pietro Gitto e Santo Scorvino. Come avete visto sono prestati a esibirsi più di una volta e li ringrazio di vero cuore. Io mi scuso se, non so se anche voi a casa vedete, quando mandiamo i video registrati c'è qualche piccola discrepanza, qualche rallent, che non è dovuto a noi, ma è dovuto al fatto che i video li abbiamo registrati in Full HD a 1080, mentre Facebook permette di trasmettere in diretta a 720. Sono termini tecnici che magari qualcuno può capire, ed è questo magari perché se vedete ora quando facciamo la diretta è liscia l'immagine, mentre quando ci sono le riprese di CNMDARI fatte sicuramente con la telecamera è stata fatta in Full HD, magari c'è qualche piccolo rallentamento non dovuto a noi. Comunque io dico già che tutta la rassegna verrà pubblicata anche su YouTube in maniera integrale, e poi i video singolarmente o a 2 a 3 massimo verranno pubblicati su Facebook, quindi ci sarà un ampio spazio per i CNMDARI che hanno offerto il loro contributo. Stiamo per quasi concludere. Per fortuna che quest'oggi mi hanno contattato 2 grandi amici di Liceo del Web, 2 amici che hanno partecipato sempre alla rassegna di Ciaramedde, mi hanno mandato un video ed è il maestro Franco Venuto e il maestro Antonio Visalli. Mi hanno mandato il video proprio stamattina in extremis, purtroppo non ero riuscito a rintracciare, per fortuna ci hanno pensato loro a rintracciare me. Grazie Franco Venuto, grazie Antonio Visalli, vai Salvatore!
Vai. Complimenti veramente a Franco Venuto e Antonio Visalli. Come avete potuto vedere, il maestro Franco Venuto si è esibito prima con il piffero e poi anche con la fisarmonica, quindi è sempre stato un musicista a tutto campo. Per fortuna che ci siamo salvati il calcio d'angolo avendo anche la loro esibizione. Stiamo per finire, ultime 2 esibizioni e poi ci sarà il sorteggio e poi andremo con i ringraziamenti e chiusura della nonna rassegna di Ciarameddi virtuale. Devo dire, virtuale però per me e per Salvatore forse è stata meno stancante rispetto agli ultimi anni, meno stress. Ora c'è di nuovo con Francesco Catanese con un piccolo brano che è basato su una canzone americana che però lui mi ha detto ci sono le parole per cantarle in chiesa. Però lo abbandiamo ugualmente, è un piccolo pezzo, Francesco Catanese. Avete visto, è un piccolo brano eseguito da Francesco Catanese e come si vuol dire in termini calcistici, in zona Cesarine proprio prima della messa in onda della diretta è arrivato un altro brano del maestro Antonio Visalli. Siamo riusciti a tempo di record da sistemare e montare, vediamo se è pronto per mandarle in onda. Salvatore. Sì, un attimo solo. Un attimino, purtroppo è in zona Cittadini, proprio Antonio Visalli ce l'ha mandato poco prima, quindi cosa. Vi ricordo con Antonio Visalli c'è il sorteggio. Con Antonio Visalli si chiudono le esibizioni dei Ciarameddi e ci sarà il sorteggio e poi ringraziamenti. Salvatore Italiano, il re del montaggio, il re della regia, è riuscito a montare in tempo di record e andiamo con Antonio Visalli.
con Antonio Visalli si conclude l'esibizione di Cera Medaglia. Come avete visto sono stati ben 20 video che abbiamo mandato in onda, ci scusiamo se c'è stato qualche piccolo inconveniente e ora passiamo al sorteggio. Sorteggio verrà fatto in diretta, Salvatore Inquadra, sono le 20:46, siamo in diretta sul Liceo TV Web, 20:46, potete controllare anche a casa. Ci può essere 30 secondi di differenza fra la diretta e la messa in onda arriva a casa, quindi può essere pochissima differenza. Qua ci sono i biglietti, ricordo i premi. Il primo premio e sarà il primo biglietto estratto, perché è giusto dare la possibilità a tutti di partecipare al primo premio, perché se cominciamo dall'ultimo già viene escluso dalla possibilità di partecipare al primo premio. Primo premio, un cestino della ditta Ruggero Domenico Sapori di Sicilia, un mega cestino, guardate sulla nostra pagina Facebook quanto è grande. Secondo posto, il quadro dell'artista Stefania Ruggero, un quadro fatto a mano e che si illumina, si illumina. 3 bottiglie della cantina Colosi, di mio cugino Pieruccio Colosi, sempre generoso e affettuoso, come generoso e affettuoso è anche mio cugino Ruggero Domenico, 3 bottiglie. I cugini di Giovanni, Rosario, Piero e Domenico, sempre affettuosi. L'altro mio cugino, vedete, tutti i premi in famiglia abbiamo recuperato, abbiamo una famiglia numerosa e generosa. Cugino Giuseppe Ruggeri di Contrada Manducina, figlio di Nino, anche 2 bottiglie di vino. L'altro cugino Federico Maio, figlio di Fausto Maio, ci ha dato il formaggio fresco e stagionato. Poi 6 bottiglie di prosecco, queste le offre il Liceo di Web, però questa splendida confezione l'ha fatta mia cugina Flavia, anche lei un'artista devo dire. Quindi, come vedete, i premi ci sono. Ora ringrazio anche mia sorella Carmelina che ha avuto la pazienza di piegare tutti i biglietti. Qua c'è il biglietto, riguardiamo, sono le ore 20:48. 20:48. Testimonici pure. Testimone abbiamo Salvatore, non ci sono i bambini per fare il sorteggio, però sapete il perché. Mi allargo le mani, non c'ho niente nelle mani, apro il cestino, qua il sacco senza guardare, mani libere, senza guardare, prendiamo un biglietto, vi ricordo il primo sarà, mi scegliamo. Stai ritornando un po' bambino. Torniamo bambini, era davanti a noi prendiamo bene. Il primo sarà il cestino della ditta Ruggero Domenico. Non sto guardando, biglietto è bello. Vediamo dove va a finire il cestino. L'anno scorso è andato Antonio Barico. Quest'anno va a Lipari Giovenco Antonio. Biglietto venduto da Stefania Recupero. Il primo premio stato quest'anno va a Lipari Giovenco Antonio. Aspetta. Biglietto venduto da Stefania Recupero. Ok. Quindi il primo va così. Ora andiamo nel quadro di Stefania Ruggeri. Il quadro rimane a San Pier Niceto, la cugina Delia Federica, figlia di Marco Antonio. Il quadro di Stefania Ruggeri, mettiamolo qua. Non ho niente nelle mani, sono le 20:50. Continuiamo con il sorteggio e ora andiamo alle 3 bottiglie della cantina Colosi, fra cui una preziosa bottiglia di Malvasia delle Lipari. Il biglietto è verde. E il premio va di nuovo a Lipari. Fortunata Stefania Recupero, Albano. L'ha venduto anche Stefania Recupero. Malvasia delle Lipari, torna a Lipari. Va bene. Devo dire che Stefania Recupero l'anno scorso è andata pure, ha vinto un premio del biglietto da lei venduto e quest'anno è andata anche bene. Andiamo avanti con 3 bottiglie della ditta Ruggeri Domenico Sapori di Sicilia. Il colore cambia, è bianco. Io penso che mia zia Maria Ruggeri, che vince 3 bottiglie di vino, lo mettiamo di nuovo in palio, zia. Vediamo che dice, se risponde.
3 bottiglie di vino elettrogeno, le vince mia zia Maria, mamma dei cantine Colosi. Zia, lo mettiamo nei pali. Però mettiamolo in pali di nuovo. La zia Maria di vino ce n'ha un'abbondanza, dai. Mi prendo la responsabilità, casomai vediamo, convertiremo il primo con qualche altra celebrezza. Andiamo di nuovo con ditta Ruggeri Domino, 3 bottiglie. Biglietto verde, possibile vadano al libro. No, le 3 bottiglie vanno all'apoteca di Bitto Pasqua. Le 3 bottiglie di vino Ruggeri Apoteca di Bitto Pasqualina. Misceliamo. Uno cattivo. Ora l'altro premio, vediamo. Siamo arrivati a ditta Ruggeri, ora 2 bottiglie della ditta di Giovanni Rosario e vanno biglietto giallo. Ah, italiano, Mario Andrea, il nipotino di Salvatore italiano. Lo berrà il papà, molto generoso con noi. Ora 2 bottiglie della ditta Ruggeri Giuseppe Contrada Manducina e vanno al nostro caro amico Luigi del computer, Luigi PC, Luigi Calderone. 2 bottiglie dell'azienda agricola Ruggeri. Continuiamo con 2 formetti di formaggio offerta alla ditta Fausto Maio e i figli Federico ed Emanuele, che saluto affettuosamente sia signor Fausto, sia Emanuele, sia Federico e sia la mamma, nostra grande fans. E i biglietti vanno e il formaggio va Sarinella Mazzù, moglie di Sarinella Anastasia, moglie di Salvatore Mazzù. E ora continuiamo con, ci sono 6 bottiglie di prosecco, ogni sorteo, ogni estrazione sarà una bottiglia di prosecco e va. Pensi anche questa qua, zia Antonietta, diamo la bottiglia del figlio, zia Antonietta Scro. Vediamo, ora andiamo avanti, vediamo così. Vediamo, continuiamo con il sorteggio. Devo dire, la famiglia è stata generosa anche a comprare i biglietti, Piero Popolo vince una bottiglia di prosecco. Devo dire, Piero Popolo mi ha dato i soldi senza che io glieli cercassi. Mi ha fermato per strada e mi ha detto: tieni, un contributo per il liceo TV Web. Andiamo avanti con un'altra bottiglia di prosecco. Il prosecco se lo berrà la nostra salute il maestro Saia di Rometta, molto generoso anche lui con noi, e siamo a 3. Andiamo, altra bottiglia di prosecco. L'artista della famiglia Ruggeri, Stefania Ruggeri, vince una bottiglia di prosecco. Prosecco quanto ne manca 2 se non sbaglio, giusto? Mi sembra. Ah, casomai prendiamo, c'è problema. Altra bottiglia di prosecco. Biglietto venduto da mia cugina Carmelina, Enzo Salmeri, vince una bottiglia di prosecco. E l'ultima bottiglia, vediamo a chi va. L'ultima bottiglia
Caterina Buonarico, scritto Salvatore Italiano, Caterina Buonarico, fidanzata di Marco Micale, giusto? Non figlia di Antonio Buonarico, Caterina Buonarico, sorella di Antonio Buonarico e Salvatore Buonarico. E con questo abbiamo concluso pure il sorteggio. Ringrazio tutti coloro che hanno comprato i biglietti, chi ce li ha mandati anche da fuori, chi mi ha cercato per darmi i soldi del biglietto, perché capisci che facciamo un servizio per la comunità, verso la comunità, non cerchiamo mai i soldi per fare qualsiasi cosa, quindi molta gente ha capito e ci è venuto incontro, ci ha aiutato sostenendoci. Noi i soldi non è che li mettiamo in tasca, io e Salvatore Italiano, mai fatto, anzi all'inizio abbiamo messo anche soldi di tasca per partire, però tutto lo sarà reinvestito per tecnologia e qualità di Niceto TV Web. Per chi ci segue, 8 anni fa siamo partiti con una telecamerina piccolina, una webcam, non abbiamo una telecamera professionale, andiamo in Full HD, quindi se abbiamo fatto questo progresso è grazie anche a voi che ci avete sostenuto durante questi anni con il sorteggio. Ringrazio Sara Lamaffa e Stefania Recupero che mi hanno aiutato a vendere i biglietti. Stefania è stata ripagata con 2 premi addirittura. Ringrazio mia cugina Carmelina Ruggera, anche lei ha venduto i biglietti. Ringrazio Flavia Sframeni per aver confezionato il cesto, per aver dato l'addobbo, attenzione alle bottiglie, per aver confezionato il formaggio, per aver fatto tutte le confezioni del prosecco. Un altro ringraziamento va a Domenico Ruggeri, Domenico Ruggeri, che da sempre c'è stato un grande supporto ed aiuto per il Niceto TV Web. Ringraziamo anche Giorgio Duca, al quale facciamo tantissimi auguri per la figlioletta Teresa, che gli fa 1 anno, anche lui sempre pronto ad aiutarci. Ringrazio chi ogni anno ci ha aiutato, ma quest'anno non ci ha potuto aiutare, non perché non ha voluto, ma perché non è stato possibile. Sono i Rostuturi ufficiali, Nino Colosi e Nino Formica. Vi ringrazio ugualmente. Ringraziamo il tecnico delle luci e dell'audio, che è Gianluca Addoni, con la fidanzata Maria Cannistrà. Ringrazio Natale Pugliafido del Gesto, ogni anno ci addolciva la serata con i cannoli buonissimi di Gesto, quest'anno purtroppo allora segna cannoli, però lo ringrazio sempre. Ringrazio Graphic Art per la targa e per il rispetto che è nei nostri confronti. Ringrazio Padre Francesco, ringrazio Salvatore Italiano e Marco Micale, che per l'organizzatore ci ha dato una grossa mano d'aiuto ieri specialmente. Ringrazio tutti i cianamaddari, tutti i cantanti, il professore Sarica. Ringrazio veramente tutti voi. Abbiamo fatto queste 2 ore della trasmissione grazie a voi. Se non ci fosse stato il vostro contributo non avremmo voluto fare proprio nulla. Ringrazio chi ci ha seguito da casa. Vediamo se riesco a leggere qualche messaggio. Un messaggio che ha mandato Luciano Fraida, Dolcezza, che c'è Salvatore? Nino Colosi e Nino Formica. Sì, lo stavo il Rostutore ufficiale. Vediamo se riusciamo a leggere qualche messaggio che c'è su Facebook. Prima di concluderemo con un altro ricordo di una persona cara. Vediamo. Mia mamma è venuta oggi. Quest'anno niente ragù nemmeno, perché la signora Maria oggi infatti con mia mamma pensavamo a quest'ora la signora Maria preparare ragù, carne, cose. Purtroppo non è stato possibile nulla. Vediamo se riesco a leggere le cose. Ringrazio Luciano Fraida, grazie Luciano e complimenti a te, sei un grande, però come ho detto manchi tu in un video di Niceto TV Web. Antonio Salvatore Cannistrà dalla Svizzera, l'assessore Dolcezza, San Pianiceto, un paese di bellissime tradizioni artistiche, lo ritramando. Grazie a Niceto TV Web per esportare la bellezza di tutti i paesani sparsi nel mondo. Grazie Maria Dolcezza, Maria Giovanna Dolcezza, grazie a Aurelio Dolcezza. La Sicilia si porta nel cuore, ma quando questo non la può contenere, tutta allora la si deve cantare. Complimenti anche per la citazione di Aurelio Dolcezza. Mimma Collì, buonasera. Agata Previde, salutiamo. Caterina Basile, un abbraccio Caterina. Piero è nei nostri cuori sempre. Mia mamma, super fans. Grazie. Pippo Barbera, Giuseppe Bongiovanni, complimenti al Niceto Web, l'organizzazione dell'evento. Complimenti alla famiglia catanese, sempre migliore, buone feste. Di nuovo Aurelio Dolcezza, il grande presentissimo Benedetto Merula Santa Lucia del Mela. Complimenti al Niceto Web e al grande Giuseppe Ruggeri per tutto quello che fa. Top.
detto da Benedetto Merulla, che è un grande per Santa Lucia e non so, è veramente un grande complimento. Liceo del Web e Benedetto Merulla hanno legami indiscindibili. Grazie per il presentissimo. Noi Barbera, Daniela Calanni, umiltà unita alla bellezza di queste creazioni, complimenti. Italiano Maria, grazie, un abbraccio a tutti, salutiamo la mamma di Salvatore Italiano. Ringraziamo il nostro nuovo amico Roberto Mattaliano, bella poesia di Giuseppe Ordile, chiedo perdono, vabbè, però gestisce un gruppo di poesie siciliane. Il professore Sari che ci ha scritto pure tradizione e devozione nel segno sonoro luminoso della zampogna valoritana. Nadia Marchetta, bravissimo, Salvatore Catanese, grazie al Liceo del Web. Carmina Core dall'Australia, come avete potuto vedere siamo in tutto il mondo, anche in Australia. Complimenti e grazie al Liceo del Web e a tutti i cianamidari. Peppino Grimaldi, grazie al Liceo del Web. Don Peppino, quest'anno avevo pensato a un pensiero particolare per Don Peppino Grimaldi. C'è stata questa situazione, sarà per il prossimo anno Don Peppino, perché ogni anno ci aiuta e ci sostiene Don Peppino Grimaldi, veramente. Corina Ciaonesco, complimenti, grazie. Pina Recupero, grazie al Liceo del Web. Francesco Femia dalla Calabria, bella trasmissione, complimenti Giuseppe, un saluto a tutti e auguri di buone feste da Cittanova Calabria. Grazie Francesco, grazie mille e grazie anche per l'aiuto. Carmelina Ruggeri, trasparenza e onestà nei sorteggi. Più di questo. Franco Pinizzotto, grazie Franco che anche lui ci aiuta e ci sostiene sempre. Angelina Prevede, Franco Pinizzotto FC Servizi in via nazionale a Giammoro. Angelina Prevede, complimenti, bello, non perde mai le nostre tradizioni. Marco Menes, complimenti. Francesco Carara, marito di Isabella Formica da Bergamo, anzi da Trescore Balneare, ci ha seguito, bravi e complimenti. Lucia Collina, buona serata e grazie. Ancora Francesco Carara è vivo. Enrico Cangemi, compare, condiviso, amico numero 1, grazie a Enrico, quello tu sei il nostro fans numero 1. Francesco Salandri Catanese, amico mio. Mimma Gulli, grazie per il contributo e grazie per averci seguito. Mario Pinizzotto, complimenti al Liceo di Web e ai partecipanti. E ancora Mimma Gulli, complimenti a tutti voi. Spero di non aver saltato alcun messaggio. Nella fretta può anche capitare, se ho saltato qualcuno mi dovete perdonare. E ora chiudiamo la serata con un altro ricordo. Chiudiamo con un canto popolare che è Alla Grotta Poverino. Alla Grotta Poverina è un brano che abbiamo registrato l'anno scorso nella Chiesa Madre e in cui c'è Don Pietro Corio, Carancan per gli amici, che è scomparso qualche mese fa. Chiudiamo con questo brano e con questo ricordo. Purtroppo nel 2020, a parte il Covid, si sono portati via anche tanti amici. Un pensiero doveroso prima di chiudere va per Nat Fortunato Calderoni, scomparso ieri a 49 anni a Torre Grotta. Era un amico di tutti, conosciuto e ben voluto da tutti. Il nostro pensiero dello staff del Liceo del Web va anche a lui. Purtroppo molte disgrazie, molte morti in questo 2020 che sta per concludersi. Un anno che molti dicono da dimenticare. Io direi un anno che serve d'esperienza per migliorare, non da dimenticare, per migliorare, capire dagli errori che ci sono stati, capire che può avere miliardi, ma con la salute non c'è prezzo a pagare. Quindi conserviamo tutta la salute che non ha prezzo. Ecco, da parte di Giuseppe Ruggeri, Salvatore Italiano e Marco Micale da Cattafi è tutto. Vi diamo appuntamento per il prossimo anno con la 10ª edizione della rassegna di Ciaramè dedicata al memoria di Piero Basile. Vi lasciamo con il canto Alla Grotta Poverina, in cui c'è la buonanima di Don Pietro Corio Carancan. Ciao a tutti e buon anno, buon 2021, buone feste dallo staff di Liceo TV Web. Ciao a tutti e grazie.
ripresa. La ripresa Marini a Paolo Fabio. San Giuseppe era San Giuseppe era ci sta. Auguri a tutti, buon Natale ai sanpiedresi all'estero che ci seguono. A prossimo. Grazie a mio padre per fare la ripresa. Dai, la pulita.